Ci occupiamo adesso degli F-35, su cui oggi al Senato è stata approvata la mozione di maggioranza, ma anche qui non mancano le polemiche. Una parte dei democratici si è schierata infatti a favore della sospensione del programma per gli aerei militari e dal 5 Stelle una singolare protesta in aula, come ci dice Valeria Ferranti. Il voto favorevole alla pregherei di riprendere l'abbigliamento precedente. Presidente, prego, questa è una giacca. No, ma avevo un'altra giacca prima. Purtroppo avevo problemi. Dai banchi dei 5 Stelle spunta una giacca con i colori della bandiera della pace. A Palazzo Madama si discute degli F-35, manca poco al voto finale che confermerà il via libera alla mozione della maggioranza, la stessa già approvata a Montecitorio. Si va avanti comunque con il programma di realizzazione dei tanto contestati cacciabombardieri, secondo gli impegni già presi, e allo stesso tempo si stabilisce che per il futuro, per nuove acquisizioni, dovrà essere il Parlamento a pronunciarsi. Questione di coerenza, ripete il ministro della difesa Mauro a inizio seduta, e poi uscire dal programma vorrebbe dire lasciare ad altri paesi le commesse. Ora abbiamo il dovere di proseguire con coerenza, ricercando le soluzioni che non possono che venire dalla collaborazione internazionale, che ci consentono da un lato di rispondere alle esigenze operative, assicurando l'interoperabilità, e dall'altro di sostenere la nostra industria anche in termini di crescita tecnologica. Il tutto con la giusta attenzione ai costi associati. Passa con 202 sì, 55 no e 15 astensioni la mozione di maggioranza, respinte le altre, quella dei 5 Stelle che chiedeva l'abbandono del programma, 2 di Sella e del democratico Casson per la sospensione, con una coda polemica nel PD. Bisogna razionalizzare la spesa militare, ma un paese moderno non può rinunciare a un sistema di difesa, dice la Torre. Mai prima d'ora il PD si era espresso a favore del programma, il nostro impegno era un altro, replica Casson. Continueremo ad affrontare questo passaggio prestando attenzione alle diverse sensibilità che si sono manifestate anche all'interno del mio partito, anche all'interno del nostro gruppo parlamentare, e sentendo tutto il peso della responsabilità di chi sa però che c'è un confine tra la politica e la testimonianza. Nel programma elettorale del Partito Democratico era scritto letteralmente: il PD condivide la preoccupazione dell'opinione pubblica sulle spese per gli armamenti, bisogna assolutamente rivedere il nostro impegno per gli F-35, la nostra priorità è il lavoro.